Quindi una delle prime cose a cui abbiamo fatto 14 giovani agrigentini, laureati e neolaureati, divisi in 6 gruppi, impegnati in 6 progetti start-up d'impresa con a tema la green economy. Sono i protagonisti del progetto GEO, promosso e cofinanziato dall'Unione Province Italiane nell'ambito del programma Azione Province Giovani 2013, realizzato in partenariato con la provincia di Lecce. E stamane manifestazione conclusiva dell'evento che ha visto protagonisti i giovani progettisti. Si chiudono le attività di questo progetto Green Jobs Opportunity, che è stato realizzato nell'ambito dell'iniziativa Azione Province Giovani. Quindi a dimostrazione che le province continuano a funzionare, ad esercitare le attribuzioni e a tutelare gli interessi di vasta area, nonostante si parli continuamente di abolizione. I giovani laureati in varie discipline, soprattutto tecniche, hanno lavorato ad ipotesi progettuali sulla Green Job per realizzare idee imprenditoriali nuove basate sui lavori verdi e sulla sostenibilità ambientale. Il Farm Cultural Park ha sostenuto questo progetto perché crede comunque che in Sicilia, anche ad Agrigento, si possa fare imprenditoria green. Condividiamo le buone pratiche e le belle esperienze, quindi speriamo che questi giovani possano portare a realizzazione i loro progetti e possano diventare degli imprenditori del settore. Quali stimoli, quali interessi realizzano una start-up? Dietro ogni idea imprenditoriale sicuramente ci deve essere una buona progettualità e delle competenze, quindi se si ha un progetto che comunque deve essere completo in tutte le sue fasi e ci sono le competenze, allora lì può iniziare a mettersi in gioco un giovane, un imprenditore. Naturalmente poi si devono cercare le risorse per poter realizzare l'idea imprenditoriale e sicuramente creare un network, una rete all'interno del quale scambiare competenze, idee e professionalità. dai servizi, quali appunto un centro di educazione ambientale